Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG Sicilia. Vediamo i nostri titoli. La madre le chiedeva aiuto, ma lei era impassibile davanti alle torture. Nuovi dettagli sulla mattanza di Altavilla Milicia e sul ruolo della figlia di Barreca, unica sopravvissuta alla strage. La 17enne avrebbe anche sequestrato i cellulari dei familiari per evitare che chiamassero i soccorsi. In corso l'autopsia sui corpi delle vittime. Palermo, il regolamento sulla movida non convince, reazioni da parte delle opposizioni e di Confimprese che dice servono contributi o gli esercenti non saranno in grado di ottemperare ai nuovi obblighi. I trattori per le vie di Marsala, la protesta va avanti in Sicilia dove gli agricoltori chiedono ai governi ristori immediati per la siccità, aiuti per il caro energia e crediti d'imposta per l'acquisto di nuovi mezzi. Dopo Firenze e la morte di un operaio in Calabria, torna l'allarme sicurezza sul lavoro. In Sicilia 65 le vittime nel 2023. Per la CISL pesa la piaga dei subappalti. Agrigento, qualcosa comincia a muoversi per la città dei templi, capitale della cultura 2025. È varata la fondazione che dovrà organizzare progetti e iniziative. San Giovanni dice stop all'album e al concerto e si prende una pausa. Non riesco più a fingere di essere felice, ha dichiarato il giovane cantante vicentino che diventa il simbolo delle fragilità di tanti coetanei che lo seguono anche in Sicilia. Torna domani Macari, terza stagione dell'amata serie televisiva ambientata nella nostra regione tra delitti e nuovi amori. Calcio in Serie B, il Palermo batte il Como per 3-0 e sogna la massima serie. In C, momento delicato per il Catania che prepara la sfida di domani contro la capolista Juve Stabia. Il presidente Pelligra annuncia che arriverà presto in città. Il Messina invece cerca il settimo risultato utile sul campo del Giuliano. Lo avete sentito nei nostri titoli, emergono altri particolari sulla mattanza di Altavilla Milicia. Antonella Salomone, prima di essere uccisa, aveva chiesto aiuto alla figlia. Ti prego, chiama i carabinieri, mi vogliono uccidere. Ma la 17enne da ieri in carcere è rimasta impassibile. Ha dormito accanto ai cadaveri dei suoi fratelli e scambiava messaggi al telefono con le amiche. Sentiamo Marco Gulla. Le aveva chiesto supplicandola di chiamare i carabinieri. Lo ha urlato più volte Antonella Salamone, la figlia primogenita, ma lei non ha mai composto il numero, pur avendone la possibilità. È rimasta impassibile mentre il padre e la coppia continuavano con le torture. Emergono nuovi dettagli sulla mattanza di Altavilla Milice e soprattutto aumentano le responsabilità della 17enne da ieri in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Ha assistito e partecipato, aveva la possibilità di fermare tutto, ma non lo ha fatto. Credo in Dio e nel demonio, rifarei tutto per liberare la mia famiglia, ha detto EPM. Si era anche addormentata e accanto a sé aveva i cellulari dei fratelli e della madre, probabilmente sottratti ai familiari perché non chiedessero aiuto. Nella stanza accanto c'erano i cadaveri dei fratelli. Al contrario di quanto riferito in un primo momento, la ragazza non sarebbe stata affatto in stato confusionale all'arrivo dei carabinieri dopo la confessione del delitto fatta da Barreca, ma dormiva tranquillamente nella sua stanza e nelle ore addietro aveva anche scambiato messaggi con le amiche. Intanto al Policlinico di Palermo le autopsie sui corpi delle vittime della strage di famiglia, la quarantenne Antonella Salamone e i figli Kevin di 15 anni ed Emanuel di 5. A eseguirla il medico legale Davide Albano, esami fondamentali per capire come sono stati uccisi tutti e tre. Hanno invece rinunciato al mandato i legali della coppia palermitana Massimo Carendente e Sabrina Fina. Rimetteremo il nostro mandato per problemi legati all'organizzazione del lavoro del nostro studio, hanno annunciato. L'approvazione del regolamento della Movida a Palermo solleva più di una critica a distanza di appena qualche ora dal via libera. Per le opposizioni il biglietto elettronico nominale per le discoteche rischia di essere impugnato davanti al TAR, mentre per Confimprese, per quanto riguarda la videosorveglianza, servono contributi oppure gli esercenti non saranno in grado di ottemperare ai nuovi obblighi. Manlio Viola.
Uno strumento che può guidare verso una migliore convivenza civile fra chi vuole vivere un sano divertimento, gli imprenditori del settore e i residenti che hanno diritto alla quiete anche nelle aree della Movida. Definiscono così il regolamento proprio per la Movida nel comune di Palermo il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore comunale competente Giuliano Forzinetti. Il regolamento approvato all'alba di oggi dal Consiglio Comunale dopo una seduta a Fiume iniziata alle 15 di ieri introduce tante novità, fra cui i biglietti nominali elettronici per le discoteche e i divieti di vendere alcolici in vetro o in metallo dalle 22 alle 7 del mattino. Ogni supplemento di analisi in Consiglio Comunale, nei vertici con le istituzioni, con la prefettura o le forze dell'ordine, nei momenti di confronto con le categorie e con i comitati cittadini, non è stato vano, dicono ancora, rivendicando come utile il tempo trascorso sempre Lagalla e Forzinetti. Ma per le opposizioni il regolamento non è riuscito in nessuno dei suoi intenti. Il biglietto elettronico nominale è a rischio ricorso davanti al TAR, mentre la videosorveglianza esisteva già. Un regolamento simile c'era già. Dunque il resto del problema sarà farlo rispettare. Per Giovanni Felice di Confimprese, per rendere questi strumenti efficaci, occorre che le videocamere degli esercizi commerciali vengano collegate alle centrali delle forze dell'ordine e servono contributi agli esercenti per le spese che si dovranno affrontare. Serve insomma un piano di interventi coordinato, conclude Felice, che potrebbe essere efficace contro la violenza, contro la mala movida e persino contro il racket. Prosegue la protesta degli agricoltori, oggi è toccato alla Trapanese, 150 trattori hanno inscenato un corteo in 3 fasi a Marsala per presentare una piattaforma con le rivendicazioni che porteranno martedì al ministro Lollobrigida a Roma. Manlio Viola. Non accenna a rientrare la protesta degli agricoltori siciliani. Dopo la grande manifestazione di Roma di giovedì scorso si pensava che i cortei scemassero, ma così non è stato. Anche oggi oltre 150 trattori sono arrivati da vari centri della provincia di Trapani e hanno inscenato un corteo di protesta che in 3 diversi momenti della mattina ha bloccato le vie di Marsala prima, di Mazzara del Vallo dopo. Si tratta solo dell'inizio di una nuova fase di protesta. Confsal, Compagri, Federagri, FNA, Confagricoltura e Liberi Agricoltori hanno infatti dichiarato lo stato di agitazione nella provincia di Trapani. 4 le richieste che vengono avanzate ai governi nazionali e regionali in aggiunta alla piattaforma di rivendicazioni già portata a Bruxelles. Gli agricoltori trapanesi chiedono un ristoro immediato per i danni subiti nella precedente e nell'attuale campagna agraria, come alluvioni e prolungati periodi di siccità e calura, la liquidazione immediata di tutte le misure agroambientali, il pagamento degli aiuti temporanei per il caro energia, l'attivazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di tutti i nuovi mezzi di produzione. È soltanto l'inizio di una vertenza che potrebbe estendersi e durare a lungo, perché in gioco c'è la sopravvivenza degli agricoltori, dicono i manifestanti. La Confsal in particolare fa sapere che martedì a Roma è previsto un incontro con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. La tragedia sul lavoro a Firenze e il caso dell'operaio morto in Calabria riaprono la questione della sicurezza nei cantieri. In Sicilia, dove sono 65 le morti bianche solo nel 2023, pesa la piaga dei subappalti. Gli edili della CISL dicono nessuna tutela per chi lavora. Giusy Lazzara. Si muore ancora di lavoro. L'ultima tragedia a Firenze riaccende la questione mai risolta della sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche. La Sicilia, secondo i dati INAIL, rispetto al resto d'Italia riesce a peggiorare il suo già triste record. Al 30 novembre del 2022 le vittime di lavoro insicuro erano 56. Nello stesso periodo del 2023 hanno toccato già quota 65. E i numeri non raccontano l'assenza di controlli, le carenze di misure di prevenzione e sicurezza quando si aprono i cantieri. In edilizia accade con una drammatica frequenza, un morto ogni 2 giorni. Regole differenti per gli appalti pubblici e privati, ma uno stesso nodo, i subappalti. La scarsa prevenzione, la scarsa formazione che le aziende subappaltatrici gestiscono in questi cantieri e principalmente si traduce poi in incidenti e in mancato rispetto di quello che sono poi le norme. Questo perché diciamo che l'elemento principale, l'obiettivo principale per molte aziende è quello del ricavo, quindi è quello del percorrere l'utile. E poi c'è il nodo sicurezza e controlli, che ancora resta irrisolto. Sul piede di guerra i sindacati, che avvieranno iniziative territoriali che culmineranno in una manifestazione nazionale. Andiamo a Siracusa, ci sono 3 arresti nell'operazione Alto Impatto, oltre alla droga sequestrati anche candelotti esplosivi. Sentiamo.
Tempi duri per la Mazzarona a Siracusa. Il quartiere è nel mirino delle forze dell'ordine. 2 le operazioni interforze in meno di un mese. Questa volta è toccato ai palazzi di Largo Luciano Russo. 3 arresti, 2 27enni ed un 44enne, tutti con precedenti. Appartamenti messi sottosopra. Trovati droga, soldi frutto dello spaccio ed 11 candelotti esplosivi. Un fortino tenuto sotto controllo da un sofisticato sistema di videosorveglianza. Per vigilare contro le forze dell'ordine c'era anche un cane molosso. In questo quartiere, nella periferia est della città, la droga circola più che in altre zone. Un grande fortino che le forze dell'ordine stanno smantellando giorno dopo giorno. Ma nei prossimi giorni polizia, carabinieri e guardia di finanza saranno ancora impegnati. Si prevedono altre operazioni e non solo qui. A Messina i carabinieri hanno arrestato uno straniero di 50 anni per maltrattamenti nei confronti della convivente. A dare l'allarme è stata la nipote della vittima che ha chiamato il 112. L'uomo è stato bloccato e condotto in caserma, mentre invece la donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata nel pronto soccorso dell'ospedale Papardo, dove è stata medicata e poi dimessa con una prognosi di 20 giorni. E adesso invece andiamo ad Agrigento, dove qualcosa comincia a muoversi per la città dei templi, appunto, che è stata designata capitale della cultura 2025. Nasce infatti la fondazione che dovrà organizzare progetti e iniziative. Davide Sardo. Ad Agrigento, nel foyer del Teatro Pirandello, intitolato L'attore Pippo Montalbano, è stata partorita la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025. È stata una gravidanza travagliata che si è protratta quasi 12 mesi, al 31 marzo scorso, quando tutto è stato concepito, ovvero quando la città dei templi e la sua provincia sono state proclamate Capitale della Cultura Italiana 2025 al Ministero della Cultura. Il sigillo ufficiale sulla neonata fondazione è stato apposto dal notaio Giuseppe Fanara. Al momento è un contenitore vuoto e al più presto, gradualmente, sarà custode di iniziative, progetti, eventi, ossia tutta l'impalcatura necessaria per concretizzare e sostenere l'anno capitale. Presidente è stato eletto Giacomo Minio, docente universitario. C'è un patrimonio immenso, materiale e immateriale, sul quale fare perno per rilanciare il nostro territorio e su questo certamente punteremo. Anche gli altri miei colleghi sindaci che hanno già vissuto questa esperienza, loro mi dicevano tutti all'unisono che hanno iniziato sempre 2 o 3 mesi prima dell'inizio dell'anno. Noi stiamo iniziando ufficialmente oggi, c'è 10 mesi prima, 11 mesi prima. E speriamo di raggiungere l'obiettivo di essere candidati all'UNESCO per quelli che sono i gesti dell'accoglienza come patrimonio immateriale dell'umanità. E a parte i contenuti, la fondazione sarà animata da 9 componenti, 5 dei quali nominati dal solo comune di Agrigento. Gli altri 4 sono stati assegnati al comune di Lampedusa, al consorzio Università di Agrigento, all'assemblea di partecipazione e alla presidenza della regione. A Catania gli studenti hanno occupato il liceo Ospedalieri. Le contestazioni sono nei confronti del governo, che ha sottratto, dicono, stanziamenti all'istruzione e anche perché non prende in considerazione il loro disagio e le loro istanze. Marco Carli. Occupazione. Così gli studenti dell'Ospedalieri di Catania fanno sentire il proprio disagio nei confronti del sistema scolastico italiano giudicato insoddisfacente. Il tutto non contro l'istituto, anzi il dialogo con la dirigenza è costruttivo, ma il disagio, dicono i ragazzi, resta. Un disagio dovuto a vari fattori che appartengono alle scelte arrivate dall'alto, la scarsità e l'inadeguatezza degli investimenti destinati dal governo attuale e dai precedenti in favore del sistema scolastico e la linea politica scelta dall'attuale governo, dicono ancora gli studenti, che non accoglie le loro istanze. Sono stati tolti milioni all'educazione e ai fondi scolastici per indirizzarli verso l'industria bellica. Il ministro Valditara, in linea con l'attuale governo, ha emanato degli inviti agli istituti a sanzionare severamente gli studenti e le studentesse che mettono in atto gesti forti come l'occupazione o come autogestioni. In questo momento la situazione a scuola è stabile, ci sono degli spazi organizzati in cui si discute di vari argomenti, tra cui il conflitto palestinese. L'occupazione, cominciata giovedì, queste sono immagini dell'esterno dell'istituto la scorsa notte, dovrebbe protrarsi fino a lunedì prossimo. E restiamo a parlare di giovani, ma in questo caso di un cantante che dopo Sanremo si è preso un momento di riflessione. Stiamo parlando di San Giovanni, che ha annullato i concerti e ha deciso di stare lontano dai riflettori per un po'. Ma come lui, in passato anche altri cantanti avevano fatto la stessa cosa. Francesco Aloi.
San Giovanni si prende una pausa. Non riesco a fingere che vada tutto bene, scrive. Rimandati sia il concerto al Forum di Assago che l'uscita del nuovo album. 21 anni ma già una star tra i giovani. La sua carriera inizia da Amici. La vittoria, poi la scalata delle classifiche. Successi dopo successi. Va a Sanremo nel 2022 e nel 2024. Quest'anno, però, con Stupiscimi, dedicata alla sua ex Giulia Stabile, non va oltre il penultimo posto. Giovane e già con tante aspettative, la pressione mediatica, forse troppo per un ragazzo all'inizio della carriera, ma una pausa in passato l'hanno presa anche altri cantanti più navigati. Justin Bieber qualche anno fa aveva maturato la stessa decisione. Un po' di tempo lontano dai riflettori, voleva dedicarsi alla salute e alla famiglia. Un mondo bello, quello della musica, i concerti, i fan, i soldi, ma spesso dietro a tutto ciò si cela la depressione. Ed Sheeran come Selena Gomez, anche loro hanno raccontato di averla provata. Ma è uno stato che purtroppo vivono sempre più giovani, anche in Sicilia. E torna domani la Sicilia di Macari, terza stagione per la serie televisiva ambientata nella nostra regione tra delitti e nuovi amori. Vediamo. Amore, che non ti vai a mettere qualcosa di decente? La Sicilia di Macari torna ad appassionare tra delitti e commedia. Saverio Lamanna, lo sbirro di penna, insieme all'amata Suleima e al fedele Piccionello, in questa terza stagione dovranno affrontare 4 nuovi casi di omicidio, tutto ambientato in Sicilia. Attraverseremo la Sicilia non solo da un punto di vista iconografico, mare, sole, spiagge, ma affronteremo anche un po' l'identità anche architettonica. Saverio e Suleima scopriranno che l'amore funziona proprio come la chimica, ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi e altri invece no, in un intreccio di sentimenti. Sì, nel mio caso sto dividendo una relazione, ma sono piena nel mio essere individuo. Non cedo al discorso che spesso viene fatto di stare in coppia e quindi di dover abortire parte della propria personalità e della propria visione di sé anche in una Suleima futura. Ecco. E ci sarà anche un'altra novità che riguarda Peppe Piccionello. Avremo per la prima volta, ma un Piccionello innamorato, molto innamorato, e quindi sarà un aspetto inedito di questa amicizia. E Macari torna domani su Rai 1 in prima serata. Ma che fanno? E noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del TG Sicilia e adesso parliamo di sport, di calcio. Il Palermo ha vinto, non si ferma più, infatti i rosa hanno superato in questo big match il Como per 3-0, adesso sono terzi in classifica, gol di Brunori, Ranocchia e Di Francesco. E dopo le gioie del Palermo invece il Catania sta vivendo un momento difficile, complesso. Domani arriva la sfida contro la capolista, la Juve Stabia, e si fa sentire adesso anche il presidente Pelligra che arriverà presto in città in vista del ritorno di Coppa per fare il punto della situazione. Sentiamo Francesco Triolo. È il momento più delicato della gestione Pelligra e il presidente del Catania risponde presente. Il numero 1 rosso-azzurro lancia un messaggio ai tifosi annunciando il suo imminente arrivo a Catania ed una conferenza stampa per fare il punto della situazione in un momento così complesso. Pelligra, che si aspetta una grande prova di spessore contro la capolista, ha tenuto a precisare come gli investimenti previsti per i prossimi anni sono importanti e le attività imprenditoriali del gruppo potranno rappresentare soltanto un vantaggio per ampliare contatti e sinergie.
Quindi il riferimento a Vincenzo Crella, vicepresidente ed amministratore delegato, che per la proprietà con Marc Bresciano rappresenta l'unico punto di riferimento per quanto riguarda le valutazioni strategiche sul Catania, a prescindere da eventuali altri incarichi. Intanto però c'è la capolista da affrontare, con cui la differenza in classifica è enorme. Lucarelli fa come sempre la conta di chi può dare tutto per l'intera partita, Welbeck per esempio ormai, e chi magari può giocarne una parte, come successo a Latina di Carmine per esempio. Ndoi può essere già un'alternativa a centrocampo, vista la penuria di uomini, considerata anche la squalifica di Sturaro. Probabile l'impiego sull'esterno a sinistra di Castellini. Anche la partita con la Juve Stabia sarà seguita da Telecolor, collegamenti live dallo stadio e commenti da studio. Alla fine le dichiarazioni dei protagonisti, che diventeranno ancora più importanti visto il silenzio degli ultimi giorni. Impegno in trasferta domani invece per il Messina, che giocherà a Giugliano. 3 assenze nella formazione giallorossa, che cerca il 7° risultato utile consecutivo. Sergio Colosi. Tra la salvezza diretta e il sogno dei play-off, il Messina fa tappa a Giugliano, dove porta energia positiva, freschezza atletica e una serie utile di 6 risultati, con un pareggio e 5 successi, gli ultimi 3 consecutivi. Il Giugliano dell'ex Balde ha 36 punti in classifica, uno in più dei giallorossi. Per il Messina è il terzo avversario campano dopo Avellino e Sorrento. Motivazioni e ambizioni sono così alte da avere preparato la gara in poche ore, ma con grande attenzione e concentrazione. La posizione e la forza del Giugliano consentono di misurare le possibilità del Messina di ambire ad uno dei primi 10 posti, passando prima per il raggiungimento della salvezza diretta. Il tecnico Giacomo Modica, che prima della fine della stagione potrebbe firmare un rinnovo contrattuale con la società, non potrà disporre degli squalificati Ragusa e Salvo. Quest'ultimo sconta la terza e ultima giornata, e di Pacciardi sulla via del completo recupero. I risultati e le prestazioni delle ultime settimane impongono una conferma quasi in blocco dell'11. Sarà quindi la 4ª presenza consecutiva per il difensore dumbravano, mentre rientra Rosafio, che sulla destra prenderà il posto del capitano Ragusa. Ed era il nostro ultimo servizio. Questa edizione del TG Sicilia termina qui. Grazie per averci seguito, una buona serata e un buon proseguimento.